Lo schianto, l'auto accartocciata. Erano circa le 22:30 quando Mauro Sarto, cuoco, 43enne originario di Caorle ma residente a Gruaro, ha trovato la morte lungo la tangenziale di Porto Gruaro, nei pressi di una stazione di servizio. Era alla guida della sua auto in direzione Trieste quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi, Sarto avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungevano un'altra auto e un furgone. Inutile il tentativo degli altri conducenti di evitare l'impatto, che è stato violentissimo. L'auto del 43enne è finita a oltre 100 metri di distanza in mezzo alla strada, completamente distrutta, mentre lui è stato scaraventato fuori, finendo in mezzo alla tangenziale e morendo sul colpo. Il furgone è finito fuori strada, aperto in due, mentre l'altra auto poco più avanti. Immediato l'intervento dei soccorsi con i vigili del fuoco e i sanitari del 118 oltre ai carabinieri, ma ogni tentativo di salvare la vita a Mauro Sarto è stato inutile. Feriti gli altri due conducenti, ma senza gravi conseguenze. La tangenziale è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso. Sarto viveva a Gruaro con la mamma e la famiglia del fratello, con cui in passato ha lavorato come cuoco nel suo ristorante da Oddo. Ultimamente il 43enne lavorava in attività aperte durante la stagione estiva.